Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura tentato omicidio a Palermo, dove un 53enne è finito in manette dopo aver provato a far esplodere l'appartamento dell'ex moglie tagliando i tubi del gas. A distanza di quasi 2 anni dalla vicenda si aprono le porte del carcere per l'uomo su cui gravano le accuse. Stava per trasformarsi in tragedia una giornata di mare a San Leone, in provincia di Agrigento. A evitare il peggio il gesto eroico di una giovane del luogo che ha salvato un 16enne in balia delle onde. Ci spostiamo a Catania, dove una donna di 39 anni, nel tentativo di difendere il figlio coinvolto in una rissa, ha seminato il panico minacciando di colpire i presenti con un coltello, determinante l'intervento degli agenti che hanno bloccato la madre prima che la situazione degenerasse. Scatta la denuncia per un 44enne beccato a Messina con microtelecamera e auricolari durante l'esame teorico della patente. Gli operatori, insospettiti dagli strani movimenti del candidato, hanno atteso il termine della prova per verificare i loro dubbi. Chiudiamo con il meteo, ultimi giorni prima dell'ondata di caldo africano che dopo il weekend si abbatterà sulla Sicilia con picchi fino a 42 gradi. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, arrivederci.